tutto pronto per la gara valevole per i play-out stagione 2010-2011, uno spareggio che influenza anche il Camarat, che se la dovrà vedere con le città di Casteldaccia. Quindi è scattata l'ora X per il Camarat, che oggi pomeriggio si gioca il tutto per tutto, gara da dentro o fuori per i bianco-azzurri. Attenzione, perché c'è il Casteldaccia in avanti, il tiro del capitano Adami che termina di poco fuori, e adesso Vito Lupo lungo l'asse di destra, Panepinto, Azzarello prova a metterla in mezzo, il cross esce tranquillamente il portiere palermitano Ilardi, che abbranca in presa del Casteldaccia. E poi Azzarello entra il tiro, Azzarello, rete! Camarat in vantaggio esattamente al 10° minuto allo stadio dei Salaci. Esplode lo stadio dei Salaci, Camarat in vantaggio, punta all'uomo, punta al sito Licastri. Il passaggio per Panepinto, Cumbo, l'occasione per il tiro, Cumbo, il tiro, miracolo di Ilardi. E adesso Panepinto ruba il pallone, Panepinto sbaglia tutto ed è del rigore per il Camarat. Rigore sacrosanto in favore del Camarat, che può mettere una seria ipoteca sulla salvezza e rinnovare l'appuntamento con l'eccellenza per il 6° anno consecutivo. E il rosso ai danni del numero 6 Ferrara. Bonito, 26esimo, parte Bonito, il tiro fuori, sbaglia tutto Nicola Bonito, e adesso deve soffrire squadra di Casteldaccia, perché gioca con l'inferiorità numerica. Adesso Cumbo la mette in mezzo, Vito Lupo, rete, 2-0 Camarat. Esplode lo stadio dei Salaci, e qui la ola dei tifosi camaratesi. Può lanciare Panepinto, salta 2 avversari, Panepinto, il passaggio per Azzarello, il tiro davvero di poco fuori, il tiro come in barriera per il Casteldaccia, va Azzarello, il pallone in mezzo, esce Lardi con i pugni. Adesso Panepinto, il tiro di Panepinto, miracolo di Ilardi che devia in tuffo. E adesso può soffrire di questo calcio d'angolo il Camarat per mettere un punto esclamativo sulla vittoria finale. Va Panepinto, Fragapane, rete! Michele Fragapane, prima rete in maglia bianco-azzurra per il giovane classe 93 Michele Fragapane. Va Pacera, il tiro di Pacera, traversa, davvero sfortuna. Zito sbaglia tutto, riparte il Camarat. Licastri può andare al tiro, Licastri, rete, 4-0 e salvezza raggiunta per il Camarat. Rosone, ultima azione del Casteldaccia, il tiro di Geraulo, calcio d'angolo, e finisce qui. Ma a prescindere dalla gara e il risultato, non abbiamo mai dimostrato di essere squadra di playout. Io ho sempre detto e sostenuto che era una squadra di playoff, poi per tante vicissitudini che sappiamo solo noi internamente si sono venute a creare determinate situazioni che magari non ci ha dato la serenità, la tranquillità di poter fare un campionato come pensavamo. Però nonostante tutto l'obiettivo era quello di, dopo che è sfumato la situazione playoff, era quello di tenere e salvaguardare il titolo d'eccellenza, o con la salvezza diretta o con il playout. L'importante è che il prossimo anno questi tifosi possano avere sempre il loro benemino in eccellenza. Un Camarat oggi praticamente perfetto. È stato sempre perfetto, purtroppo ogni tanto magari si vengono a creare, te l'ho detto, situazioni di gioco che magari si può perdere. Non dimentichiamo che la mia squadra è una squadra giovane, una squadra di bravissimi ragazzi che prima di badare al rimborso spese badavano al colore della maglia, e questo mi fa onore avere e allenare questi ragazzi, come può fare onore alla nostra cittadina. È chiaro, uno che allena e ha dei veri uomini in una squadra può avere solo dei vantaggi.